Quella che ci attende oggi al nostro punto di partenza è una cortina vestita completamente di bianco, pronta ad accogliere quelli che saranno, fra meno di 2 mesi, i prossimi Giochi Olimpici invernali. Com'è? Un po' ghiacciata. E tu? Anche. Si parte da Cianzopè a quota 1732 metri, subito dopo Cortina d'Ampezzo e poco prima del passo di Falzarego, imboccando nelle immediate vicinanze il segnavia 439 in direzione Rifugio Cinque Torri, che parte comunque già abbastanza ripido. È un percorso racchiuso nel cuore delle Dolomiti Ampezzane, che abbina vedute panoramiche strepitose sulle migliori cime degne di nota di questo gruppo dolomitico all'interesse storico. Infatti, condizioni permettendo, percorreremo i luoghi teatro della Grande Guerra. Oggi e l'ora come andiamo? Bene. È ancora freddo? No, oggi meno. Torni- Oggi va un po' meglio. Settimana scorsa era molto peggio. O torni in macchina più tardi? Ah, che simpatico. Appena prima di giungere alle Cinque Torri, seguiamo deviazione sulla nostra sinistra, in direzione Cason de Claudio, che con nostro piacere troviamo totalmente riqualificato. Eravamo stati qui esattamente 2 anni fa ed era completamente bruciato. Da qui si apre praticamente un'apertura panoramica su tutte le cime circostanti. Il Nuvolao, la Ragusela, Forcella Giau, Ponta la Storia de Formin, la Croda da Lago, l'Antelao, il gruppo del Sorapis, il Cristallo e le Tofane. In continua salita procediamo in direzione Cinque Torri, lasciandoci alle spalle la veduta panoramica sulla Croda da Lago e Ponta la Storia de Formin. Per dare un riferimento, nei nostri precedenti video eravamo stati su quella parte di versante lì. Neve, 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 neve. Si affonda.
Dopo un'ora e 30 dal nostro punto di partenza raggiungiamo le 5 Torri e il rifugio omonimo a quota 2187 metri, posizionato alla base della Torre Grande. Ora proseguo in direzione al rifugio Scoiattoli. Davanti a me ecco comparire anche la Verau. In circa 30 minuti dal rifugio 5 Torri raggiungo a quota 2255 metri il rifugio Scoiattoli, anch'esso ancora chiuso. Tra una settimana aprirà comunque i battenti. Entro quindi a far parte anche del comprensorio sciistico Dolomiti Super Ski 5 Torri Giau, uno dei comprensori sciistici più grandi d'Italia. Voilà. Quello che sto percorrendo ora è il sentiero denominato Anello 5 Torri, che, come dice la parola stessa, fa giro appunto attorno alle torri. È sempre qualcosa di emozionante trovarsi di fronte a questi monoliti naturali di roccia che lasciano senza fiato oltre alla salita. La neve rende tutto maggiormente più suggestivo. Possiamo considerare questo giro immersivo per due motivi. Il primo per la natura, per i panorami da cartolina che mi stanno circondando. Il secondo per la storia. Come vi accennavo all'inizio, infatti, questa è stata una zona teatro di aspre battaglie tra il Regio Esercito Italiano e le truppe austro-ungariche durante la Grande Guerra. E questo è reso maggiormente emozionante dal silenzio che mi sta circondando. Sono praticamente in completa solitudine.
Raggiunto nuovamente il rifugio 5 Torri, nella fase di rientro decido di intraprendere il segnovia 425 in direzione Vall de Donez, in modo tale da avere una prospettiva totalmente differente sulle cime che questa mattina mi hanno accompagnato, anche meno faticoso. Mentre raggiungo località Vallon Scuro per l'ultimo cambio di sentiero di giornata, seguendo le indicazioni per il 424, sempre in direzione Vall de Donez, arriviamo anche alle conclusioni finali. Stamattina siamo saliti da Cianzopè fino al rifugio 5 Torri e Scoiattoli. È tutta una continua salita nel vero senso della parola, il tratto più impegnativo. Poi, per quanto riguarda dal rifugio Scoiattoli, il giro attorno alle 5 Torri, lì ho trovato neve in abbondanza, però il sentiero battuto, quindi prima di intraprenderlo bisogna sempre considerare le condizioni di innevamento. Poi, per come ho svolto io questa oggi l'escursione, praticamente ho dato due possibilità differenti: la salita da Cianzopè e l'altra da Vall de Donez, che sono i due punti di riferimento per quanto riguarda questa escursione. Come avrete sicuramente capito, io praticamente seguo una unica linea di sentiero che non coincide con quella di andata, perché Giorgia mi aspetta nella fase di rientro e quindi per questo motivo può andare bene. Per il resto io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video e niente, se vi è piaciuto vi do appuntamento al prossimo. Un saluto.